qui al valico di Fernetti, il principale valico che collega, diciamo, tutto il traffico merci verso l'Europa orientale. Come si può vedere, il traffico è letteralmente paralizzato dai confini della polizia slovena. Ogni autotrasportatore che passa viene analizzato con un termoscanner per verificare la temperatura corporea. Le autorità, le forze dell'ordine ci dicono che gli autotrasportatori fermati ieri, che sembrava avessero la febbre a 39, quindi c'era un rischio di persone positive al Covid-19, in realtà la notizia era destituita di fondamenta. Erano due autotrasportatori rumeni. Come vedete, comunque il traffico è molto rallentato, è paralizzato, e la cosa che sorprende è che mentre le autorità slovene hanno sostanzialmente bloccato il passaggio di cittadini italiani verso la Slovenia, si può entrare solamente se si ha un lavoro, se si è residenti in Slovenia. Il traffico dalla Slovenia invece è ancora libero. Il governo italiano ancora non ha deciso se bloccare il transito di persone in entrata in Italia. Ecco, questa è la situazione di un'Europa che dopo questa pandemia ha deciso di chiudere i confini. Un'Europa che si rinchiude all'interno dei suoi confini nazionali, dove ogni nazione rivendica la propria sovranità e decide in proprio per la propria salute. Potete vedere il traffico in entrata in Italia, quindi proveniente dalla Slovenia, è del tutto libero. Noi non abbiamo operato, il nostro governo non ha voluto operare un blocco come quello invece a cui assistiamo da parte slovena. Sicuramente questa non è la reciprocità che dovrebbe in qualche modo sempre essere coltivata all'interno dell'Unione Europea.